Come si può ben capire, la posizione attuale dell'Arco dei Gavi non è quella originaria. Infatti, questa elegante costruzione sorgeva al centro dell'antica via Postumia, davanti alla torre dell'orologio di Castelvecchio e all'esterno della cinta muraria. Smantellato sbrigativamente dai francesi nel 1805 perché ritenuto ingombrante per il passaggio, fu ricomposto nel 1932 nella piazzetta vicina a Castelvecchio, recuperando le pietre originali, nel frattempo conservate negli arcovoli dell'arena. L'arco in pietra bianca veronese fu innalzato nel I secolo d.C. per volere di una delle famiglie più importanti della Verona romana, la gens Cavia, che voleva in questo modo abbellire la città e onorare se stessa. Le nicchie rettangolari, ora vuote, ospitavano infatti le statue di alcuni suoi illustri componenti. Sotto l'arco è interessante camminare su un tratto ricostruito dell'antica via Postumia, in cui si possono notare evidenti tracce del passaggio dei carri. Ma la particolarità più affascinante è sicuramente la presenza del tutto inusuale nei monumenti antichi della firma dell'autore dell'arco, l'architetto Lucio Vitruvio Cerdone, motivo per il quale esso fu ammirato e studiato anche da grandi artisti rinascimentali come Andrea Mantegna e Jacopo Bellini, che si ispirarono alle sue forme per alcuni particolari dei loro dipinti. Ristrutturato recentemente e restituito al colore bianco originario, sicuramente l'Arco dei Gavi costituisce un momento irrinunciabile per il turista che volesse muovere i primi passi nella conoscenza della Verona romana.